Bella raga, ciao a tutti dal commentatore, vedete a Rossi, a San Marino e pole position Fiori da oggi 3 gare in un video Fiori. Per cercare di fare più gare possibili, di fare più stagioni possibili. Vai Fiori. Cerchiamo subito di chiudere Marquez. Perfetto. E adesso proviamo la fuga. Tentiamo il fugotto. Tentiamo il fugotto come indiano. Che ho bisogno di questa vittoria come il pane, Fiori. San Marino sta diventando una gara favorevole, è pazzesco. Cioè ogni stagione cambiano le gare favorevoli, cioè è incredibile. Vai come relax. Hashtag come stoico perché non c'è il ventilatore, sto morendo, fa un caldo asfissiante. No. E vai come. Rossi Marquez è quarto, in questo momento sta andando tutto alla meraviglia, ma manca ancora troppo. Purtroppo siamo neanche alla fine del primo giro. Ecco qua, vado un po' esterno, va bene, insomma non ho guadagnato troppo, dai qua non arrabbiatevi ragazzi, non arrabbiatevi. E qua invece è inchiodato, ecco, ho già recuperato se qualcosa dall'allungo precedente. Mamma mia, errore come indiano. Vai come bravo, bravissimo. Dai, primo giro è andato alla perfezione. Ce ne stiamo abbastanza andando. Vincere qua mi può dare una bella spinta, anche perché Marquez è quarto. No, ecco, per guardare la classifica. Ma Dio. Stai calmo, relax, il solito relax proprio. Che non esiste relax, esiste relax. Dai vecchio mio, dai, questa non è una gara favorevolissima perché l'errore è dietro l'angolo. Rossi sta tampinando, Rossi tampina. Ricordo sempre Instagram come underscore veneziano per seguire il Cume nella realtà che fa orge tutti i giorni con pappagalli etruschi. E va, andiamo. Scusate ragazzi, sono momenti di panico per me, con questo caldo, Rossi mi supera intanto. Rossi mi ha superato. No! Mamma mia. L'importante è non beccare Marquez comunque, meno male, ci è mancato poco, Fiori. Ci è mancato poco. Tanto Marquez incredibilmente è primo adesso, cioè pazzesco. Marquez sfrutta tutto, Marchetto. Dovizioso. Occhio. Sicuramente ho perso il fast, ho trovato un brutto secondo giro, ahimè. Piano, ok. E adesso inizia il final lap come indiano, con un Marquez purtroppo in testa. Ah, qua devo inchiodare. Lunga. Sto così che sennò Marquez mi becca. Ecco, perfetto, buono. Se no mi beccavo, se andavo verso l'esterno, beccavo Marquez al 100%. Prova un interno clamoroso. Ma Marquez resiste. Ma Dio santo però. Ma Dio santissimo. Eccolo là Marquez, vai. Ecco. Dio. Dio vuoi dei paesi tuoi. Ho dovuto farlo passare per forza, però che palle, cadono con niente sul Cume aggressivo, sul Cume aggressivo. Non ci credo cosa sto buttando via. Non ho parole, fuori anche dal podio. Queste sono le gare pesanti. Poi ho perso tanti di quei punti che...
Era meglio arrivare io secondo e Marquez primo, pazzesco. Pazzesco, pazzesco. Marquez addirittura quinto arriva. Ai ai ai, quanti punti ho perso. Malissimo. Ragazzi, siamo penultimi e abbiamo solo 2 punti di vantaggio da Lorenzo. Il mondiale si no da qua, se no facciamo punti è quasi finita anche se vinciamo le altre gare perché non possiamo perdere questi punti. Adesso ragazzi commento a poco e mi concentro. Vai, tutti insieme, hashtag ce la possiamo fare anche ad Aragon. Non posso perdere sto campionato. Ma cazzo, sono tante vittorie, tante gare epiche. Dio santo! Dio santissimo! Già 14esimi e silenzio. Il mondiale si da qua per noi. È la gara più sfavorevole dell'anno. Devo prenderla piano che la sbaglio sempre. Piano, piano. Quattordicesimi, non basta, non basta. Stiamo perdendo un mondiale già vinto, figlio. Guarda, ti freni in mezzo alla pista, no, vabbè, ma è vergognoso, però. Dodicesimi. Lorenzo è terzo, c'è anche Marquez, cioè tutti, siamo in 3 che lottiamo. Devo usare di più, come devi usare, devi usare. Non puoi perdere troppo, come non puoi. Mamma mia, sto rischiando tutto, sto rischiando tutto. Sto rischiando tutto. È ufficiale, ragazzi, è ufficiale. Anche adesso vibrazioni da joystick incredibili. Era la gara più sfavorevole per il Kuma, ma anche quella decisiva in questo momento. Questa è la curva bastarda, la figlia di puttana questa è. Bravo, Kuma, bravo. Anche con le cattive adesso, anche con le cattive. Tutti in piedi con me, raga. Questo si guarda indietro perché? Non ha posizione. Devo stare sui 15 punti di distacco. Perché sicuramente perdo punti a raffica oggi, però devo stare almeno sul meno 15. Ok. Un fottutissimo giro. Piano, piano, che un nono posto è meglio di un ritiro. Sto sudando le 1000 camicie. Nella gara più sfavorevole, nella gara bastarda. Nella gara senza un senso logico. Piano, piano. Più di così non posso fare ad Aragon, ragazzi.
Dai Lorenzo, vai fuori. Niente da fare. Cosa fanno? Cosa fanno? Mi fanno paura Cracciolo, escargot. L'innominabile ed escargot. Che gara di cuore finora, però che cuore per il Cume. Prova l'internazzo finale e non ce la faccio però. Grande cuore comunque, nono posto, vediamo come va in classifica adesso. Saluta il pubblico. E vediamo. Sì, no, che culo, terzi e quarti, Marquez e Lorenzo, benissimo. Sono terzo, è vero, ma a meno 4, mamma mia che mondiale. Mi è andata di lusso, ragazzi. Di lusso. Raga, brutto 15° posto purtroppo, Altra rimonta come in Spagna, no, questo è lo snodo. Aragon, Motegi. Ci siamo graziati ad Aragon, è impossibile essere graziati anche qua. Bisogna stare davanti sia a Lorenzo che a Marquez. Può vincere anche Dovizioso, può vincere Rossi, può vincere chi cazzo volete. Il come si butta, il come si butta. Ragazzi, non posso commentare troppo perché sono le gare cruciali, un mondiale che devo vincere. E siamo sesti. Siamo già sesti, molto bene. Dobbiamo perdere terreno dai primi. E le Yamaha pompano, Abbiamo Camomillo davanti. Dai vecchio cuore come indiano. Possiamo anche rischiare un po' di più su Cracciolo e Pedrosa perché tanto non sono in lotta per il mondiale, insomma anche se cadono me ne sbatto un cazzo. Mette proprio papà le patelle. Buono, ok, e siamo qui. Dopo il first lap. In qualifica, cioè non posso fare qualifiche così. Buono, abbiamo 2 giri per superare anche Marquez e Lorenzo. Dai, ciao bimbo minchia, come ho sverniciato il bimbo minchia, fioi. Sì, coglioni. Me l'ha ripresa ma l'ho ripresa io. Ciao bimbetto. Giro record di veneziano, ma no, non è adesso il giro che conta. Da fuori il gambino, come. Anche Rossi lotta perché ha solo 14 punti, Rossi. Complimenti a Vale. E è tornato anche lui protagonista. Le Yamaha ne hanno di più e Marquez mi sta buttando fuori, ecco, visto? Però loro non si penalizzano, ste merde. Non posso commentare troppo, devo essere concentrato, scusate, chiedo perdono, chiedo venia. Hashtag il Cume perdona. Il Cume chiede perdono. Ciao Rossi. Vara. Il Cume vuole questo fottutissimo mondiale. Ma purtroppo c'è Lorenzo prima ed è anche il primo del mondiale, quindi perdere punti ancora non è certo positivo. Attenzione! Lorenzo fuori! Lorenzo fuori per problemi tecnici! Lorenzo è fuori. Beh, anche allora un po' di sfiga. Rossi è primo adesso, ma non mi interessa, non serve rischiare, come non serve rischiare. Giro record di Iannone.
Prego, moto, tieni duro, tieni duro. Arriviamo, portiamola a casa, portiamola a casa. Dai che forse qualcuno mi vuole bene, dai. Incredibili problemi per Lorenzo. Che snodo, fioi, che snodo. Lo snodo, fioi. Ho paura, sono sincero, ho paura. Guardate Rossi. Che gara che sta facendo Valentino, bravo Rossi, complimenti a te. Il Cumero li supera, che lotta, che serie però quella di MotoGP, signori. La tensione sarà. No? Grande Rossi. Complimenti a Rossi, ha fatto una gran cosa. Va benissimo, non mi interessa niente, secondi. Molto bene. Bravo Rossi, ho avuto paura, ragazzi, era normale. Comunque ha vinto Rossi, sono contento. Vediamo la classifica. E torniamo in testa, ragazzi, a più 2. Lorenzo è fuori dai giochi. Torniamo in vantaggio, ragazzi. Un saluto del comandante veneziano. Quanto godo, raga, quanto godo. Ho perso la vittoria, ma non è un problema. Va bene tutto, Beppe. Raga, ho saluto del comandante veneziano. Ciao!